Sei mai stato vittima del cyberbullismo o protagonista anche inconsapevole di scambio di immagini a scopo sessuale in internet? Il web ti ha mai causato danni, in particolare alla tua persona e alla tua privacy? Questi alcuni degli oltre 2000 quesiti posti agli studenti di oltre 50 istituti del Veneto, progetto regionale rientrante nell'uso responsabile di internet e a tutela di adulti e ragazzi minorenni compresi che navigano quotidianamente. Piano che con il Corecom Veneto e l'Università degli Studi di Padova mira ad aprire entro la fine dell'anno uno sportello digitale rivolto a chiunque per segnalare abusi e danni del web. Un cittadino, un ragazzo, anche un adulto che si senta toccato o appunto in qualche maniera vittima dell'utilizzo improprio di social network o di situazioni appunto che riguardano computer o quant'altro, può rivolgersi per trovare un punto d'ascolto, ma soprattutto chi può indirizzarlo per risolvere il problema. Interventi mirati nelle scuole dal prossimo anno scolastico con corsi di formazione per insegnanti, genitori e studenti stessi, grazie ai fondi dell'Agicom. Quindi come possiamo intervenire per rimuoverla, a chi dobbiamo rivolgerci, quali sono le operazioni per farlo nel minor tempo possibile. Diciamo che un ente pubblico che ha questa capacità di intervento può essere risolutivo per tante cose, insomma. Dal prossimo 22 maggio i risultati dell'inchiesta con le risposte degli studenti, a giorni la firma del protocollo d'intesa per le azioni di intervento.